No, ancora no perché, ripeto, purtroppo di matematico non ci può essere nulla fin quando non vinciamo la partita dei playoff, che purtroppo No, dovremmo scusa, giocare no, scusa, contro... scusa, Sì, scusa, mi sono espresso male. È già il playoff è assicurato il matematico, playoff. dice. Il playoff è Allora, assicurato. mancano al playoff è assicurato, non è ancora matematico il primo posto, che noi comunque dobbiamo ottenere per avere due risultati su tre a disposizione, che è importante in una partita secca. Certo. Il playoff è Certo. andata di ritorno, quindi anche a Roma si giocherà. Sì, sì, a Roma si gioca non è andata e ritorno perché è botta secca, quindi è una partita unica e ci giochiamo tutto là. Nel Dovremmo playoff, essere presenti, Marco. nel playoff, Per forza, io vi aspetto. nel playoff chi andrete ad affrontare? Un'altra squadra di un altro girone? Allora, prima di andare a fare, diciamo, le partite del playoff esterno, dovremmo incontrare nuovamente, perché è una formula un po', chiamiamola, definiamola farraginosa, nuovamente il Tormarancia, che è una squadra Ah, molto forte, che abbiamo già incontrato due volte. ok. Se loro vincono tutte e tre le partite che gli rimangono e noi le dovessimo vincere, non riusciamo a raggiungere i 7 punti che occorrono per saltare i playoff. Ah, ok. Quindi purtroppo con 5 punti ci dobbiamo giocare questa partita. Quindi 5 c'è un punti di play, vantaggio non bastano. quindi c'è un playoff interno da classificato, in questo caso il Tormarancia, e poi eventualmente un'altra Esatto. partita di playoff con un'altra squadra di un altro girone. Beh, È un altro è girone, un esattamente. po' complessa come la Lega Calciotto, l'ha studiata bene, non è facile. Lasciamo stare, abbiamo fatto un comunicato proprio la settimana scorsa perché insomma veramente vincere tutte le partite e nonostante tutto ricominciare da capo con i playoff diventa sempre, sembra quasi che non arrivi mai, però io ripeto, ho una fiducia veramente infinita verso questi ragazzi perché hanno fatto parlare il campo, quindi